ho controllato dal mio meteo che ho comprato, diciamo, dal mio cellulare, e le previsioni sono davvero molto calde fino al 15 di luglio, che è l'ultima data che mi fa vedere, porta solo, sempre e solo caldo. Quindi fino al 15 di luglio, perlomeno al sud, ragazzi, non ci sta un'ombra di pioggia, nulla, tranne che il 1 di luglio, che ci sarà diciamo, un piccolo temporale in Trentino. Ciao Marcella, in Trentino, Lombardia e Piemonte il 1 di luglio. Poi un'altra volta l'8 di luglio ci sarà un altro temporale: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Lombardia e Piemonte. Queste sono le regioni che ci sarà un temporale, che sarà passeggero, in effetti sarà solo per quella giornata, poi ci sarà sempre solo sole. Quindi ho controllato, diciamo, il meteo a lungo termine, ragazzi. Al sud, ciao Giovanni, al sud proprio non se ne parla proprio, cioè porta sempre un aumento della temperatura e di pioggia proprio niente, ragazzi. Ciao Francesco, quindi fino al 15 di luglio perlomeno. Ciao Alessandro, e come mai? Ciao Vittoria, ciao. Quindi ragazzi, fino al 15 di luglio dobbiamo, perlomeno l'ultima previsione. Ciao Vittorio, riesco a vedere, diciamo, che non ci sarà una sola nuvola in tutto, diciamo, da Firenze a scendere giù. Solo un po' il nord il 1 di luglio e l'8 di luglio. Ah, il modem non andava bene. Quindi ragazzi, la vedo quasi nera, perché oggi ne abbiamo 29, domani 30, 16 giorni non ci sarà un po' di pioggia, quindi lasciate immaginare che succede, non lo so. Cioè l'Italia, man mano che scorrevo quei giorni, sempre sole, 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 solo qualche temporale l'ho trovato il 1 di luglio e l'8 di luglio, ma solo un pochino a nord. Poi a scendere dalla Emilia Romagna fino alla Sicilia, ragazzi, non ci sta una sola nuvola, oppure un acquazzone, nulla. Perlomeno il meteo a lungo termine non porta un pochino di pioggia, quindi la vedo piuttosto tosta. Ha avuto la febbre. Sì, grazie, guarda, io ho controllato, ho detto ma fammi vedere un po' che succede nei prossimi giorni. Ciao Antonella, e ho controllato, sono riuscito ad arrivare fino al 15 di luglio, perché poi dopo si ferma. Ho notato questi due temporali, diciamo, in nord il 1 e l'8 luglio, ma poi a sud, ragazzi, proprio niente. Cioè non ci sta un po' di vento, zero proprio, cioè ci sta proprio tipo un bollino rosso, si vede tutta l'Italia rossa, cioè proprio di fuoco, capisci? E poi diciamo che il 1 di luglio fa vedere i temporali a nord, l'8 di luglio un po' di questi temporali, ma saranno solo per quel giorno, poi già il giorno dopo ci sta il sole. Quindi ragazzi, la vedo proprio nera, quindi per i prossimi 16 giorni non aspettatevi nulla, perché in effetti ragazzi non pioverà, quindi 16 giorni bruceremo, come, come dice Marcello, quindi per 16 giorni dobbiamo bruciare, qua stiamo all'inverno. Adesso sono le 7 e mezza, ragazzi, e qua ancora fa, fa 32 gradi, stiamo. Cioè non esiste proprio, boh. Ma questa è una mia curiosità, ho detto ma fammi andare a controllare il meteo un pochino sul mio cellulare, che ho comprato questa applicazione. Fai buono, Alessandro, tachipirina. Quindi diciamo che dobbiamo sopportare questo caldo almeno fino al 15 di luglio. Poi spero che dal 15 luglio qualcosa arriva, una piccola pioggia, non lo so, un temporale. Anche se è vero che secondo me il 1 di luglio, bravi i pompieri, secondo me sì, sì. Faccio rinfrescare qua fuori, così stiamo, perlomeno piove. Basta che mi bagnino la casa e tutto, il quartiere giù.
Guarda, sta un signore che sta giù, che sta innaffiando tutto il cortile, ma più butta acqua e più sale calore, quindi non serve neanche l'acqua a mettere per terra, quindi c'è un signore che tutte le sere innaffia tutto questo, diciamo, dove abito io con la pompa, quella dei pompieri, ma sta un pochino fresco, ma si asciuga subito l'acqua, guarda, eppure quello lo butta in quantità enormi, eh. Lo so, cerca di rinfrescare, però poi sale peggio, quindi... Però purtroppo lo sta facendo perché ci sono un sacco di scarafaggi, ora, formiche, zanzare, un casino proprio qua. Quindi lo fa per pulizia, però non serve a nulla, fa sempre più caldo al finale. Quindi ragazzi, fino al 16 di luglio. Sì, lo so, ma io guarda, ho messo le zanzariere, diciamo ringraziando Dio. So poche le anche se mi hanno fatto, però. Sì, ma guarda, adesso mo ti dico una cosa, pure il mio computer si sta spegnendo, guarda, è una cosa assurda, perché mi dice che la temperatura è troppo alta, a volte si spegne. Ho messo pure il ventilatore vicino, però a volte la temperatura è talmente tanta in casa che il computer per non rompersi si spegne da solo, quindi si va tipo un blocco automatico, capisci? Questo è un portatile, ad esempio. Però superata una certa temperatura va in blocco, capisci? Ciao Alessandro, ciao. Quindi ragazzi, fino al 16 di luglio non ci sta nessuna pioggia, quindi fate una danza della pioggia, fate qualche cosa, fate che volete voi, basta che piove, pregate, fate che volete voi ragazzi, basta che viene un po' di acqua, fate che volete voi, una danza, una cosa, basta che piove. Fortunati forse questi, diciamo, a nord, anche se secondo me il primo di luglio e l'8 di luglio farà casino in effetti perché con tutto questo calore che si è accumulato in questi giorni, mo che incomincia a piovere, sai che casino che fa? Sicuramente arriverà violenta la tempesta. Bravo, fai una bella danza della pioggia, ma ci vuole. Quindi ragazzi, diciamo che prima l'8 luglio secondo me farà un casino perché con tutto sto calore che ci sta, mo che incomincia a piovere farà danni sicuramente. Qua mi pare che più passano le ore, più mi pare che aumenti il calore. Boh. Sono le 7:30, mi pare che stiamo a mezzogiorno qua. Cioè 32 gradi, boh. Non lo so, qua invece di abbassarsi aumenta. Oggi a luna stavamo a 38 gradi qua. Ora sono le 7:30 e segna ancora 32 gradi. Boh. Ma non lo so, domani sicuramente guarda andrò a mare al 100%. Non vado a mezzogiorno, ma sicuramente dopo le 4 ci vado. Devo stare tutta la serata in acqua, non me ne importa proprio. Da lì non esco. Non vado per stare a sole, vado per stare in acqua proprio. Faccio l'immersione, mi faccio là, muoio nell'acqua. Mamma mia, ragazzi, proprio qua a Salerno specialmente mi pare di stare in Africa. Figurati in Sicilia come stanno messi, già mi immagino in Sicilia, Calabria. Sono stato molte volte in Calabria e lì fa caldo. 30 gradi Alto Veneto, di solito da te fa freddo, penso un po'. Figurati, 30 a Veneto. Sì, Alessa, guarda, ti giuro, domani 4:30, 5 faccio valigie e tutte a mare, fino alle 9 alle 10, non me ne importa proprio. Poi domani sera faccio una diretta dalla spiaggia, non me ne importa proprio. Anche perché a mezzogiorno non ci vado proprio, non ci penso proprio. Però dopo le 4, 4:30, perché qua vedi, sono le 7:30, ci sta un sole esagerato, quindi quelle 3-4 ore ci sta il sole, però non scotta come a mezzogiorno. Sì, sì, anche a Verona, sì, sì. No, ma io a parte che io abito vicino al mare, quindi 5 minuti e arrivo, non è questo il problema. Solo che fa troppo caldo, questo è il problema. Lo so, adesso. Però come regola, lì da te dovrebbe fare più freddo, invece no.
Domani faccio la diretta. Che lavoro faccio? Faccio le fiere in Europa, ragazzi. Germania, Finlandia, Norvegia. Però diciamo sono mesi che vado lì. Poi 2 mesi sto fermo, un mese lavoro, 2 mesi fermi, quindi faccio fiere gastronomiche in tutta Italia e Europa. Diciamo faccio il salumiere in effetti, viaggiante, diciamo così. Vendo prodotti italiani diciamo all'estero, in Europa in effetti. Quindi oggi sto a Monaco di Baviera, domani sto a Parigi, dopodomani sto in Spagna. Quindi poi dipende dalla destinazione. Quest'anno ho saltato la Finlandia, dovevo andare per un casino del passaporto che poi mi hanno dato dopo. Non sono potuto partire per la Finlandia perché avevo fatto richiesta di passaporto, poi per un problema vecchio che poi non ci stava e quindi non sono potuto partire per la Finlandia. Quindi è partito un altro a posto mio. Quindi mi dispiace perché erano fino diciamo ottobre, era da maggio a ottobre erano bei soldi, diciamo ragazzi, anche perché all'estero pagano bene. No, il mondo no, però tutta l'Europa sì. Mi mancano solo i paesi, diciamo, Caribe in effetti. Però tutta l'Europa, Russia, Polonia, Ucraina, Romania, Finlandia, Norvegia, tutti. Ma sì, adesso io ho fatto domanda di passaporto, è uscita una cosa fuori, una cosa che non mi hanno bloccato, poi hanno chiesto scuse e poi mi hanno fatto il passaporto, intanto mi hanno fatto perdere questo lavoro, diciamo. Diciamo, ho dovuto fare un casino, sono andato in tribunale, ho preso le carte, sono andato alla polizia, hanno visto che non ci stava nulla e mi hanno fatto il passaporto, solo che ora è tardi perché giustamente sta uno a posto mio in Finlandia e giustamente non posso andare lì perché ci sta già un altro al mio posto. Guarda, io no, io ho girato tutta l'Europa, ma tutta, compresa la Russia, Norvegia, Finlandia, Austria, tutte, poi Spagna, Francia, Cecoslovacchia, Romania, Ungheria, ovunque, raga. Però non è una vita bella al finale, è vero, giri, fai, però stai un mese, 2 mesi fuori, un mese fuori, un mese a casa, un mese fuori, 2 mesi a casa. È un casino al finale. Si guadagna bene, però stai sempre fuori da casa. Quindi tanto bello, è bello per chi è giovane, è ragazzo, allora si gira il mondo. Quindi diciamo che non è che sono vecchio, parliamoci chiaro, ho 43 anni, quindi non è che sono un vecchio. Però queste cose qua secondo me vanno fatte quando c'hai 20 anni, quindi sei giovane e ti diverti pure. Sì, sì, ma è così al finale. Ah, io guarda sono stato a Barcellona, a Madrid a fare una fiera e si sta bene lì. In Francia sono stato a Marsiglia e Parigi. Parigi è bella, ma non è chissà che. E poi Marsiglia non mi è piaciuta proprio, brutta proprio. La Finlandia è bellissima, ragazzi, posti fantastici, come pure i fiordi norvegesi, le aurore boreali in Finlandia, quindi cose davvero belle che non avevo mai visto manco io. Germania bellissima, pulitissima, tutti precisini, come, come sappiamo. I prezzi della benzina, del mangiare sono a metà di qua. No, no, anche nel geloso no.
anche perché sono separato, quindi no. Francesco Debra. Allora, signora Francesca, non disturbi e vada via, grazie. Scusate ragazzi, ma si intromettono sempre nei miei video. C'è sempre qualcuno che si intrufola nei video e dà fastidio. Quindi ragazzi, girare il mondo subito l'ho eliminata, ma ce l'ho fatto subito perché mi dà fastidio che facciano, dico una cosa e si mettono sempre a parlare di quella famosa signora, quindi subito a casa. Quindi io ci metto un secondo a cancellarlo, non voglio fare queste cose, però si mettono a scrivere, a scrivere, a scrivere, non posso farne a meno, devo farlo per forza. Questa signora avrà creato secondo me 1000 account e manco si scoccia. Quindi ragazzi, mettete l'anima in pace, fino al 16 ci sarà solo sempre caldo. Quindi ragazzi, o a mare o in montagna, scegliete voi poi. Io domani vado a mare. Ragazzi, buona serata a tutti. Ora grande doccia e vado a farmi un giro perché... sì, sì, ho visto, sì. Ma non lo penso proprio, Ale. Ah, il pacemaker, perché dà fastidio, Alessandro? E vabbè, ci sono anche i bus che vanno, diciamo, in Europa, perlomeno ci sono i bus, le navi crociere, quindi puoi andarci volendo, un po' di sacrificio in più, però ci puoi andare. Ciao, ciao Marcella, ciao a tutti. Sì, sì, ma io non la penso proprio, non ho proprio il tempo di pensare a queste stupidaggini, quindi Ale, non mi interessa proprio di questo. Quindi ragazzi, buona serata a tutti. Sì, sì, e ci sentiamo al prossimo video. E buona serata a tutti. Andatevi a mangiare una bella pizza, tanto è sabato, oppure un bel gelato. Sì, sì, Marco, sì. Sì, Ale, ma io non ho... Guarda, ti torno a ripetere. Non mi frega proprio nulla. Può anche continuare quando vuole lei. Io sto a Matienno di casa. Quando la signora vuole venire, io sto qua. Non ho proprio nessuna paura di niente e di nessuno, senza offesa a nessuno. Quindi, anche se non tocca a me prendere questa persona perché giustamente non voglio altri guai. Quindi, no, no, a me non mi importa. Tanto ci starà chi lo farà al mio posto. Io sto in tribunale, ma il giudice lo farà lui, quindi non mi interessa a me dove sta. Lo scoprono loro, quindi può stare dove vuole. È un problema suo e con la legge, quindi non mi interessa. Io il mio l'ho fatto, ma deve aspettarsi il suo, mo. Quindi ragazzi, buona serata a tutti. Sì, sì, ma guarda, il ferro si piega, non ti preoccupare, Ale. A tutto si piega nella vita. Ragazzi, buona serata a tutti e vi auguro una buona serata. Ciao ragazzi. Abbiamo chiacchierato un poco, tutti in chiesa domani, sì, sì. Ci dobbiamo benedire perché le persone non stanno bene, quindi una benedizione ci fa bene. Ciao ragazzi, non pensate a nessuno, andate avanti con la vostra vita. Ma non la pensate, non l'hai vista lei allora. Ciao, ciao ragazzi.